Ciao amici, questo è il 44esimo episodio. Che dire, pace e prosperità. Qualche episodio fa avevo detto di portare i coltelli, oggi ma vi chiederei se avete portato un calice di buon vino che possiamo rilassarci un attimo, però non completamente, magari perché c'è qualche ribellione in corso, ma roba davvero da poco. Infatti, no! L'Austria è rientrata in coalizione mentre l'Inghilterra è uscita. Maledetta Austria. Ma questi... Quanti cavoli di ribelli ci sono? Parecchi siciliani, ma sono tutti ribellati questi? Ecco, ti pareva che i portoghesi non fossero qua. Non me ne ero accorto. Cacchiarola. Oh mio Dio, tra l'altro probabilmente l'avevamo pure... No, l'avremmo visto se era occupata, ma... Cavoli, sono partiti in quarta. Vabbè che si trova un po' circondata, eh. Ragazzi miei, mi sa che non durerete a lungo lì in mezzo. Allora, qui ci sono... Ok, un po' di gente da assediare. Qui, eccoli qui, i castigliani malefici. Anzi, mandiamoceli tutti, dai. Insomma, la guerra contro di loro per le colonie non è ancora finita, non vogliono proprio arrendersi. Qui come va? Però ormai ci avviciniamo sempre più al successo finale, perché ma qui abbiamo possibilità dello 0%. Ah sì. E allora perché? Scusate, non ha molto senso a sto punto. Anche qui abbiamo possibilità dello 0%. Ma voi unitevi invece a questi. Ah, finalmente siamo anche ricchi. Abbiamo ingaggiato i nemici in Abruzzo. E le Canarie si rivoltano. Ci liberiamo. Castigliani, ma noi dobbiamo cambiarvi cultura voi perché siete insopportabili. Comunque possiamo stabilire una colonia penale in Diamantina. Questo aumenta la velocità di creazione della colonia. E certo, no, di certo non lo togliamo. Ci sarà un po' più di rischi di rivolta, ma che ci importa? Potremo concludere questa colonia con grandissima rapidità. Esatto, più 10%, come vedete. Va bene. Perfetto. Allora, ma adesso li lasceremo anche un po' fare. E, insomma, i nostri nemici potranno anche fare i loro complotti malefici. Noi staremo un po' a guardare, devo dire. Allora, un diplomatico è tornato, invece questi diplomatici. Cavoli, quasi quasi ora potevamo anche... Cos'è che ci manca? La garanzia, 35 in più, 90, no, cioè 60, 70, beh. Speriamo di riuscire a farli vassalli il prima possibile, insomma, che non venga rieletti imperatori, perché meglio l'Austria piuttosto, anche se io speravo di riprendermelo questo qua, a dire il vero, St'Austria qua. E qui lasciamone uno a bloccare il porto. Qui dovremmo pure... Dove andiamo prima? Ma prima in Salento, dai. Allora mandiamo
come vedete non siamo comunque molto potenti come esercito, però lo compattiamo, non ci importa molto. Cavoli, Serranos? No, Serranos non ci voleva. Allora, vediamo un po'. Qui siamo di più di loro, ma no, abbiamo un generale da strapazzo proprio. Questo dov'è? Ecco, qui sarà bene evolverci perché siamo davvero indietro. Qui riusciamo a fare... Volevo lo sconto al 25%, non l'abbiamo? Finito il trattamento duro in Carnaro. Vabbè, lo rinnoviamo. Aie! Ma sempre sfigati fino all'ultimo in questi casi. Cioè, hanno sempre successo un giorno prima che arriviamo noi a salvarli. Vabbè. Anche qui direi che è il caso di lasciare due blocchi. Uno per questo tratto in mare e uno per quest'altro. Va bene, Salentini cari, ce l'avrete pur fatta, ma siete ridicoli perciò. Ok, è morto il governatore delle Indie occidentali. Allora, che cosa serve alle Indie occidentali in questo momento? Perché io... Avete ancora... Vediamola, c'è una mappa culturale qua. Siamo tutti lombardi nelle Indie occidentali ormai. Ok, va bene. Ecco, benissimo, abbiamo impiantato la cultura italiana praticamente in tutta Europa, mentre i portoghesi hanno ancora qualche potere in queste province. La Colombia ha bisogno di più potere, appunto, di tipo diplomatico. Beh, ma direi che a voi ormai posso mandarvi magari un amministratore, sì. Va bene. Mm. Allora, qui magari ci conviene dividere di nuovo il mercantile. Ridurre l'inflazione non è il caso perché abbiamo già il super riduttore di tutte le inflazioni al mondo. Questo, vabbè, aspettiamo il mese, vediamo se miracolosamente questo mese no. Ok, quindi va bene, prendiamola, dai. Adesso scopriamo che tra un mese avevamo lo sconto, considerata la mia fortuna, no? Va bene, comunque procede tutto al meglio. Allora, volevo vedere il commercio. Guadagniamo 50, ben 50 al mese al commercio. La metà da Venezia. Questi però pattugliano Ragusa. Chi è che ha un po' di potere? La Svizzera? Come fai ad aver potere? Noi non siamo più in capitale, qua loro sì. Ah sì, eh? Vabbè, ci rubano il 13% della ricchezza ottenibile da questo nodo, che è più o meno 3 ducati al 3 ducati ogni quanto, scusate? Al mese? Non è pochissimo. E qui ci trasportiamo davvero un sacco di denaro. E invece in Liguria potremmo far meglio, io credo. Abbiamo solo il 23%. E tra l'altro, questo è un errore, forse non avere un mercante qui. Però d'altronde, se dove lo togliamo? Se no? Ragusa? Non è quant'è ricco sto nodo genovese? È abbastanza povero, quindi... Però più che altro anche perché gli altri ce lo stanno rubando. Vabbè, e comunque noi ci mandiamo. Vediamo un po' cosa succede. Se ci mandiamo... Noi adesso guadagniamo 50.
dividendo a metà il mercantile, mandando la metà degli uomini a Genova, come avevamo già provato a fare, sembrava migliore, se non sbaglio, la strategia, quindi mandiamo queste navi a Genova. Ma per ora non abbiamo potuto constatare. Gli ottomani ci richiedono ancora l'accesso militare, non si sa bene perché. Sono in guerra con i mamelucchi, accidenti. Questa non ci voleva perché li distruggeranno repentinamente. Vabbè che non... Allora, però io qui mi stavo dimenticando che forse ci conviene andare in Tunisia. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivare ai Pone in tempo. Io direi di compattarli ancora perché appunto dovremmo pian piano non arriviamo mai in tempo, siamo dei ritardatari nati. Accidentaccio, vediamo se almeno arriviamo. No, meglio non dire niente Vabbè, poi ci sarebbero quelli che si trovano qua. Dovrei creare una specie di flotta a parte, ma potremmo anche crearla davvero. No, io direi che sono in pericolo queste navi, meglio farla di COG. 10 COG. Le accompagniamo solo con una caracca. E le mandiamo qua. Ok, qui siamo stati fortunati. Stranissimamente. Allora, vediamo. Beh, siamo davvero superiori a questo tipo di ribelli. Le Falkland. Meglio confermarlo perché non mi fido. Allora, la Russia ha guadagnato altre 4 province. Mio Dio! Ormai si sono espansi in una maniera terrificante. Chissà dove arrivano. La Russia è davvero la seconda potenza mondiale adesso, eh? Forse la prima, militarmente parlando. Vabbè che noi non siamo neanche la seconda perché abbiamo molte cose da riparare. Però perlomeno insomma, ci rallegriamo con i nostri guadagni da commercio. Sono il doppio quelli dell'ANSA, che è la seconda come commercio. Ok, abbiamo vinto. Qui stiamo un po' soffrendo. Ma no, non più di tanto. Vediamo se il nostro cambiamento... Ma ci fa guadagnare 2 ducati in più, meglio di niente, ma... Ok, non abbiamo più queste uniformi povere. Potremmo cercare appunto di migliorare le relazioni con l'Inghilterra e con i nostri nemici in questo momento. Allora, potremmo ancora dire di ricompattare... Cos'è che abbiamo scoperto? Questa, di nuovo lo Stretto di Magellano. Serranos. Ma a me ne frega qualcosa di contrastarli. Questi sono uomini del... No, no, no. Meglio lasciare che abbiano successo e poi scendere a patti con loro. E 20.000 reggimenti in Provenza. Mi prendete in giro? Ehi, questi non... si sono tutti ritirati.
successo qualcosa che non ho capito? Non ho capito bene in che occasione. Vabbè, noi andiamo tutti in Provenza a sto punto. Allora. Ah sì, si sono... Come mai? I ribelli stanno perdendo credito nella nazione. No, non ho capito come mai è successa sta cosa. Cioè, molte delle province che erano in passato... Probabilmente perché avendo noi distrutto... Finito il modificatore, vabbè. Abbiamo vinto qua. E andiamo a Ippona. E... No, però è meglio andare in Provenza con almeno la metà degli uomini, eh. E anche col generale, naturalmente, migliore, perché sarà necessario. Allora, qui abbiamo ormai... Vabbè, se riesco ad arrivare a difenderla, la difendo questa, perché non ho proprio voglia. Allora, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Cioè, non ho voglia di negoziare proprio sempre. Cioè, c'è un limite a tutto. Quindi proveremo a difenderci da questi ribelli, sperando che non siano proprio i più potenti. Eccoli. Allora, qui cerchiamo di difendere le nostre province. Ok, a Ippona abbiamo vinto, ma quelli scappano di nuovo. Ma siete proprio antipatici pure voi. Lasciamo solo questi e una nave da blocco. Ecco, voi avete avuto successo, ma invece voi non me ne... Cioè... No, cosa sto facendo? Allora, portoghesi, accettiamo le vostre domande, non rompete. Ancora, vabbè, perdiamo sempre. Beh, meglio aiutarli. Ok, finalmente qua abbiamo avuto successo. Ci siamo? No, cosa le mercantili di Genova? Accidenti, cosa... Ho sbagliato flotta, cosa ho combinato? Sì, esatto, vabbè. Niente di grave. Poteva andare peggio. Adesso richiamiamo pure sta gente. Dovremmo riuscire abbastanza bene a difenderci. Non erano 20, sono diminuiti pure i rivoltosi. Si stanno tirando indietro col passare del tempo, in pratica. Allora. Presto riusciremo anche a disfarci di quei due debiti residui che ci sono rimasti. E quindi... Ormai no, davvero non abbiamo neanche quasi più ribellioni. Quindi accettiamo che ci sia sta ribellione. Allora, vediamo un po'. Questo un leader non affatto male, è molto buono, molto migliore al nostro. Però ascoltate,
siamo in superiorità numerica, dovremmo vincere. Ok, bravissimi. Allora, ma sì, spendiamo pure un po' di soldi per fortificare la zona. Io direi anche di nuovo compattare l'unità. Questo diplomatico va bene, lo possiamo richiamare. Forse ci conviene mandare un po' di uomini in America Latina. Ma per prima cosa direi di sbarazzarci dalle unità troppo costose come queste. Già. Cosa fate? Perché venite in Provenza? No, no, non venite. Vi ho detto di venire? No. Vabbè, noi ci imbarchiamo e ce ne torniamo in Italia. Così imparate a venire senza invito. Abbiamo truppe. No, ci fa piacere essere in questo territorio nemico. Le Canarie. Questi sono contadini, questi invece sono patrioti. Questi sono contadini. Questi contadini. Accettiamo pure le loro domande, guardate. E allora, quindi serve la nostra bella flotta, appunto, guardate. Non ci avevo neanche pensato, ma la motivazione più utile per mandarli la flotta era proprio quella di sconfiggere i ribelli. Allora, vediamo un po'. La Bavaria, cosa pensa? Dai, miglioriamo pure con la Bavaria. Voi siamo... come siamo? Messi bene, però... Ah no, forse vi superiamo di nuovo, austriaci, avete capito? No, scherzavo. Ah, siamo peggiorati. Benissimo. Sarà difficile battere l'Austria anche alle prossime elezioni imperiali. Ma scusate, ma se non riusciamo a farcela nemmeno mentre siamo imperatori, quando è che ce la dobbiamo fare? Allora, ci serve più prestigio, giustamente. L'Ungheria, vabbè, ci ha salutati. Però, in effetti, questi potrei anche lasciarli qui in caso di necessità. Dai, andiamoli qua. Tanto qua ho già un bel esercito. Allora, andiamo pure un po' più rapidi, perché questo sentimento ribelle delle Canarie si è spento e lo spegneremo un po' meglio noi adesso. Ok, abbiamo convertito questi inglesi malefici. Convertiamo anche voi? Possiamo? No, avete questa autonomia locale che ci impedisce di progredire. Cavoli, crescono pure qua in mezzo alle nostre colonie, questi portoghesi. Allora, qui appunto noi pensavamo, ma in realtà avere qualche truppa lì non è malissimo, eh? Voi invece dovreste unirvi a questa flotta. Fate i bravi. Ok, addio. Oh, abbiamo una migliore... non so grazie a che cosa, ma questo è davvero ottimo perché abbiamo per 5 anni una migliore reputazione diplomatica.
Infatti a lungo, però state un po' zitti, non battagliate proprio ora. I nostri diplomatici hanno lavorato per assicurare che la nostra reputazione sia la migliore possibile. Una curiosa costellazione di eventi ci ha condotti a apprezzare una migliorata reputazione diplomatica. Va bene. Vediamo a sto punto, immagino che l'Austria ormai l'abbiamo lasciata molto indietro. Cavoli, a questo punto evidentemente avremmo potuto anche vassalizzare no, non è vero. Oh mio Dio. Invece qui la Svezia. Svezia, che ne dici fare un'alleanza con noi? Vedo che te la cavi bene. Abbiamo finalmente... tutto bene? Sì. Perché io adesso ho i sogni che salta in aria tutto. Abbiamo finalmente annullato quei malefici trattati col Commonwealth. Davvero fantastico questo. Magari ci vuole anche più bene la Russia. No, non proprio. Però meglio di niente. La Spagna ci odia comunque, sì. Ma tu torna. Miglioriamo un po' con la Russia. Come vedete la Danimarca, vabbè, la Svezia ha preso questa provincia, ha convertito la Danimarca alla sua forma di governo. Ok, abbiamo pure liberato Ippona, andiamo tutti quanti a Tunisi. Pure le navi, non so. Le navi teniamole nel Lazio. A sto punto direi, allora, i nostri mercenari sono questi. Allora, io direi questo, via. Mi sa che questi ci servono però ancora per un po'. Dobbiamo stare ben attenti. Comunque, allora, come vedete spendiamo quasi più i mercenari che di truppe regolari. E questo non mi è mai piaciuto. Ecco, qui uniamo le nostre flotte. Questi li mandiamo qua. Qui gli inglesi colonizzano. Cavoli, sono anche rapidi. Un popolo rapida colonizzazione. Abbiamo il casus belli almeno. Immagino di sì. No, perché non confiniamo. Accidenti. Qui quant'è che ci mancano? Molto. Va bene. Anche qui non molto. Ma potremmo appunto concludere l'episodio con la creazione dello stato coloniale. Ormai, nonostante comunque sia alta questa sovraestensione, non crea più questi grandissimi problemi. Come vedete non abbiamo ancora quel bonus che insomma vaneggiavamo, quindi abbiamo fatto bene a progredire il prima possibile. Qui le caravelle appunto si ricongiungeranno anche a questa caravella. Giustamente, adesso anche, scusate, queste due navi le rimandiamo qua. Direi di ripagare almeno un debito. L'altro non possiamo ancora, ma appena potremo lo ripagheremo. Quindi davvero le finanze, tutto sta andando al meglio. Io direi, ma prendiamoci la metà di questi uomini e smandiamola. E potremmo anche pensare a sto punto, io credo, di dare un calcio nel sedere a questo, che ci fa spendere di più e non vale un cavolo. Va bene, richiamiamo il diplomatico. Allora, mandiamo qualche nave in America, dai. Ne ricostruiremo. Allora, il nostro obiettivo è proprio quello di far navi. Per far navi, però, ne abbiamo...
Dobbiamo fare una decina, però ci serve sta tecnologia, che così costruiremo delle navi davvero potenti e la nostra flotta tornerà a brillare come la flotta più potente del mondo. Adesso non è che non valga, però non è più così sopra le altre rispetto a una volta. Allora, mandiamo allora in Russia il diplomatico. Dai, russi, vogliateci un po' meglio. Che ci stiamo provando da un sacco di tempo a farvi passare la nostra parte. Ah, cavoli, ha un erede. Vabbè. Ormai. Qui abbiamo altri. È giusto. Opferplatzweg, dov'è? Una provincia è passata, ecco qua. Non so di chi fosse, forse la Boemia. E è passata alla Bavaria. Ecco, abbiamo fatto bene a tenere qui le armate. Dov'è che abbiamo il nostro leader? Eccolo. E non possiamo però toglierlo al momento. Abbiamo già migliorato al massimo le relazioni con la Russia. Sti cardinali non vogliono proprio entrarci in curia. No, questo è brutto. Ah, vabbè. Non diamo. Ignoro le domande ai nobili che richiedono privilegi. Avremo un po' i rischi di rivolta da parte dei nobili. Però vabbè, non è gravissimo. Dov'è questa flotta? Arrivi. Vuoi arrivare salva o vuoi affondare? No! Non me ne ero accorto, mio Dio. Sti patrioti inglesi malefici. Io li. Allora. Ma salite subito sulle navi per. Grazie Dio. Allora. Vabbè, qui non ci importa, useremo. Dov'è? L'altro leader, il peggiore, che è rimasto qua. Anche qua. Chi arriva prima? Dalle Canarie. Se ne vuole un po' dalle Canarie. Allora, quindi mandiamo. Allora. No, perché qui è un rischio. Non avevo notato che quest'isola. Per fortuna ho mandato queste navi. E mi sono accorto del pericolo, ma. Allora, quindi io direi. Mettiamo qua il generale. E speriamo di riuscire a attaccarli con successo. Perché non ho notato a quanto tempo questi patrioti hanno occupato l'isola. E ho paura di essere in ritardo e che magari passi davvero all'Inghilterra. E dovremmo aiutare Nuova Venezia a convertire quest'isola. Abbiamo intanto integrato Malta, un'ottima notizia. Io direi, quant'è che ci manca qua? Pochissimo. Ma annulliamo la creazione perché, scusate, ne abbiamo una integrata, 2, 3, 4, questa è la quinta. E quanto manca? Pochissimo. Quindi qui abbiamo vinto. Ma possiamo risparmiare questo potere amministrativo? E risparmiamolo, dato che possiamo, anche se costava poco. Poi adesso vediamo che non si crea lo stato coloniale. Sarebbe ridicolo. Magari non abbiamo considerato qualcosa. Ok, ce l'abbiamo fatta qua. Bravissimi. Bravi mercenari. Allora, adesso a sto punto. Buggato, va bene. Va bene, mica troppo. Questo cos'è che dà? Più manodopera? No, non serve. Allora, voglio ricordare. Allora, qui
Dovremmo costruire questi. Vabbè, costruiamone uno per il momento. Ma quello che ci importa di più è costruire delle vere armate che sostituiscano. Allora, quindi qui sono queste tre, no? Ma facciamo pure un po' di mix che sostituiscano i nostri mercenari. Allora, il nostro invece... Anche tu ci odi? No, noi dobbiamo stare un attimo in pace perché abbiamo riscosso... siamo già arrivati, attenzione, forse se la facciamo combinare... Ma qui mi sono dimenticato... Attenzione. Dov'è che è? Qua. Mandiamo anche questi ulteriori rinforzi. Ora. Ok. Vediamo come va l'attacco. Ci hanno chiesto di mantenere e noi lo manteniamo. Siamo sbilanciati. Aie. No, 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 perché sbilanciati? Allora, questi sono 2000, vero? Beh, almeno tenerli occupati un momento non farà male. Però dobbiamo ritirarci qua. Accidenti, non abbiamo il leader. No, scherzavo. Mantova, Salento, ehi. Che veri... Allora, no, possiamo risbarcarli. Quindi, in realtà bastava... Ok, siamo già arrivati in grande numero. Perfetto. Allora, invece qua... Va bene. Dovremmo... Beh, sono contadini, riusciremo, penso, a fare il nostro meglio. Però ci conviene forse, a questo punto, dato che il limite in Italia è sempre molto alto, magari togliamo solo qualche truppa, ma poche, e andiamo tutti quanti a Delta. Nel Delta il Po, pronti ad attaccare Mantova. Ok, abbiamo ingaggiato di nuovo il nemico, questa volta davvero molte meno. Ecco, benissimo. Quanto prestigio. Allora, Ippona non ci importa, richiama pure sto spagnolo. Lombard della Plata non è proprio il nome che vogliamo dare, la chiamiamo Argentina, che ci pare più un nome un po' più accreditato. Argentina. Ok, abbiamo perso il colonialismo. Abbiamo perso... Come? Ma... calmi. Cosa volete? Non se ne stanno tranquilli un momento. Comunque... il guaio... Ok, abbiamo comunque un colono extra. Cavoli, qui producono cacao, che fortuna. Però per loro è una fortuna, per noi non cambia niente. Vabbè, quindi adesso ci siamo persi tutta la sovraestensione di colpo, praticamente. E saremo pronti anche a fare nuove guerre, perché abbiamo anche un po' di manodopera. Allora, cosa producono qua? Aie, però... Ah. E se li conquistassi? No, perché... Sti stupidi indiani, perché non si sono tutti accalcati qua? Non riesco a trovare un posto vicino all'Inghilterra per dichiarare guerra all'Inghilterra. Qui producono invece schifo. Allora,
la Spagna è ancora in coalizione, no, non è alleata né in coalizione. La coalizione contro di noi, chi la forma in questo momento? L'Austria, Pomerania, Svizzera, Ulm, Spagna, Genova, Savoia. E questi sono i peggiori, Genova e Savoia, che se uscissero dalla coalizione noi, perché allora non miglioro le relazioni con loro, potremmo dire. Già. E adesso il guaio è che io, dato che questi qui non confinano con niente nessuno, come faccio a dichiarargli guerra agli inglesi? Non ho casus belli. L'Austria. Ciao Austria. No, perché sapresti... mi interesserebbe prendere la Carinzia, non so se ti può sembrare una buona idea. Perché appunto per scatenare un'altra guerra ci vuole un qualche... insomma, bisogna avere un metodo. Potremmo dichiararla al Portogallo anche. Ecco, ecco, questo è il metodo. Dichiariamo guerra... No, ma è l'Inghilterra, non è alleata al Portogallo. Devo prendermele queste due province però. Maledetta Inghilterra. Un bel casino. E che perché come faccio a dichiarare? La cosa migliore era era prendermi in un episodio passato una provincia all'Irlanda, così avevo insomma subito lo spazio per... Allora, dove colonizziamo a sto punto però? Magari qua. Anzi, prendiamoci almeno il casus belli contro la Spagna. Non abbiamo più casus belli. Questo è terribile. Guadagniamo finalmente 40 al mese. Io direi di pagare anche l'altro debito. Vabbè, allora ci salutiamo qui per questo episodio. Nel prossimo episodio, beh, dovremo far fuori stili ribelli che però non ci preoccupano tanto. Anzi, ormai il pericolo è passato, come vedete, siamo perfettamente in una situazione positiva, ma potremmo tentare di annettere il Marocco, tra l'altro, e potrebbe andare bene perché abbiamo quel periodo abbastanza positivo da questo punto di vista diplomatico, grazie a quell'evento. Beh, quindi dovremo continuare le guerre perché in pratica non avremo mai pace finché non saremo riusciti a impedire a questi malefici rivali di sbarcare. Ormai siamo a un ottimo punto perché come vedete rimangono questa che ci prenderemo, due province qua, cioè a numero, no, quante sono? Due sopra, due sotto e un po' di costa qua. Non è moltissimo, però... Ma voi perché non sbarcate? Ah, ecco, sono sbarcati tutti tranne il leader, vabbè. Niente di grave, dato che abbiamo vinto, se no sarebbe stato grave. E questo più che altro. Poi se riuscissimo a conquistare queste province prima che scada la pretesa, cioè entro 16 anni. Però per farlo bisognerebbe magari fare in modo che non escano scusate, dalla loro coalizione contro di me. Non sarà facilissimo. Però li faremo uscire, E a quel punto non avranno scampo. Vero? Speriamo proprio sia così. Qui ci piacerebbe prendere anche la Crimea, finire di prendere la Crimea e e magari espanderci fino in Circassia dove ci sono le miniere d'oro. Però non vogliamo neanche urtare troppo i russi. Una situazione abbastanza interessante comunque. Ma tutto sommato siamo soddisfatti,
per come sta andando la partita e vedremo di fare il nostro meglio anche prossimamente. Va bene. E ecco, qui dovremo continuare le esplorazioni, magari con qualche caravella. Pure quello c'è da dire. Qui non ci sono caravelle, vero? Tutte barche che andrebbero rimpiazzate con navi più moderne. Però qualche caravella ce la potremmo davvero mandare. E in modo appunto da esplorare anche questa zona ancora a noi sconosciuta. Poi questa zona invece, la Costa d'Avorio, abbiamo così poco potere commerciale qua, ma qui è una delle zone di produzione dell'avorio. Io sospetto che se avessimo più potere commerciale potremmo avere dei modificatori che ci faciliterebbero non poco nel commercio d'avorio. Ecco, quindi dovremmo considerare pure questo. Molte cose, insomma, e speriamo che la prosperità di Venezia e dell'Italia possa procedere ancora rinforzata nei prossimi episodi. Io quasi quasi sono sempre tentato di prendermi sta provincia. Quasi quasi me le riconquisto, poi le cedo al Marocco. No, non le prenderebbe mai, vero? Vabbè, comunque alla prossima.